Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. New regional grants aim to bring AI technology to small enterprises. Friuli Venezia Giulia has launched a new €1 million funding program to help micro and small businesses as well as self-employed professionals adopt artificial intelligence technologies. The grant will cover up to 75% of eligible costs, including software consulting services and employee training, with applications open through July 31st. La sfida mi permette di dire del presente. Ormai l'intelligenza artificiale fa parte del quotidiano di tutti noi. È vero che è un processo di innovazione importante, appena iniziato, di conseguenza è uno strumento che va sostenuto soprattutto per quanto riguarda le micro e le piccole e medie imprese della nostra regione, che rappresentano in termini percentuali la parte maggiore. Un ringraziamento va fatto per questa misura importante, €1 milione al Consiglio regionale e a Fratelli d'Italia che ha presentato questa iniziativa. Noi l'abbiamo accolta immediatamente. A new Italy-Somalia partnership could connect skilled workers with opportunities in Friuli Venezia Giulia. A new partnership between Friuli Venezia Giulia and Somalia could help address labor shortages in northeastern Italy while supporting workforce development in the African nation. During a meeting in Trieste, regional officials and Somalia's labor minister discussed vocational training programs that would prepare workers in Somalia before offering temporary work experience with companies in the region. The initiative could later expand to include training programs for Somali educators and vocational instructors. A new proposal aims to invest in the future of regional publishing. A new proposed regional law aims to support independent publishers in Friuli Venezia Giulia by funding cultural events, minority language translations, and having a dedicated shelf for local publications in libraries and bookshops across the region. Il nostro territorio, essendo anche un territorio dove abbiamo la presenza di lingue minoritarie, un supporto alle piccole case editrici, piccole e medie case editrici che poi svolgono anche un lavoro di traduzione, interconnessione tra queste lingue sia importantissimo. Questa è una specificità del nostro territorio che ci differenzia dalle altre regioni che hanno leggi simili e devo dire che con la collega Celotti abbiamo fatto un lavoro proprio in questo senso di calibrazione di questa proposta di legge su quelle che sono le nostre necessità, le necessità delle nostre case editrici. Abbiamo ritenuto di presentare questa legge organica per riconoscere il valore e il lavoro delle piccole e medie case editrici e per prevedere delle forme di sostegno da parte della Regione che vadano nell'ottica di garantire la possibilità di partecipare a fiere piuttosto che a eventi legati al libro e alla lettura a livello nazionale e internazionale, ma anche di realizzare dei festival a livello regionale per promuovere la diffusione del patrimonio edito. Abbiamo previsto dei contributi per la traduzione delle opere, abbiamo previsto dei contributi specifici per quelle pubblicazioni che valorizzano la cultura, la storia, il paesaggio e il patrimonio in generale del Friuli Venezia Giulia, ma anche delle contribuzioni per sostenere l'innovazione. Trieste charts a path toward a greener industrial future. Trieste's Deputy Mayor and Regional Development Consortium COSELAG have presented Zona Industriale Net Zero, a study-backed plan to identify renewable energy potential and cut emissions across the city's industrial area. Trieste Net Zero is an important project for all the city of Trieste. We started from a mapping of the energetic situation of the industrial zone, but we want to create a perspective project for optimization of the energetic system of the entire city of Trieste, involving TPL, public transport system, and then create a sustainable system. L'obiettivo di questo piano era quello di studiare il territorio, quindi avere una visione completa di quelli che sono i consumi nel nostro territorio, le emissioni nel nostro territorio e l'individuazione di soluzioni effettivamente praticabili e atterrabili nel territorio di riferimento. Sono state prospettate soluzioni che di fatto in parte le vediamo già attuate nel territorio, la produzione di idrogeno verde all'interno del contesto dell'Hydrogen Hub voluto dalla regione Friuli Venezia Giulia, è già in fase di produzione di idrogeno verde e l'idea di poter consumare questo idrogeno
utilizzandolo in parte nei processi produttivi oppure per nuovo carburante per il trasporto. On board Laura Bassi, Italy's only icebreaking research vessel, supporting scientific missions from the Adriatic Sea to Antarctica. In Trieste, the icebreaker Laura Bassi opened to visitors during the European Research Vessel Operators meeting. The 80-meter-long research ship supports scientific missions in the Arctic and Antarctica. Laura Bassi is a research vessel that perform not only research but also logistics toward the Antarctic base, Italian base in Ross Sea on the southern pole, obviously. I think it's a very curious vessel, so because we have a lot of equipment and a lot of technology inside, so people that visit the vessel can find a lot of interesting things, not only science related but also related to the maritime activities and or to the destination where we are going, which are obviously there's always a little bit of adventure in it. The reason why we are here, it is more than one. I mean, just for display to the citizens that we exist and that it is a very, from our point of view, it's a very interesting infrastructure for research and for supporting the Italian research in Antarctica. We are also together with our sister, so Gaia Blue, which is another vessel that belongs to CNR, National Institute for Research. And another event, another reason why we are here, in these days there is the ERVO, so European Research Vessel Organization meeting that is held this year in this beautiful town, in this beautiful place. 5 years, thousands of stories, one region, countless voices. This is in Trieste. Today, in Trieste turns 5. 5 years, thousands of stories, countless interviews and one mission, bringing Friuli Venezia Giulia to the world. What do you love about living in Friuli Venezia Giulia? Actually, I don't know. I believe it is quite a variety of what life offers you here. You can vary from the city to the mountains to the seaside to the plains. I mean, it offers you a lot of variety. And not simply about the places and landscapes, but also on the matter of the people. You have multiple cultures that meet all together in a single area. We are at a crossroad between Slovenia, Austria, Italy. It is a marvelous place, I must say. I love the quality of life, yes. The sea, the good food, fish. I love fish dishes, and I love cars and the possibility of stay in nature also. I don't think in Trieste there's a lot for young people to party, to go somewhere and be safe. But it's still a good city. There's a lot of public place where you can study also. So I think it's great in that part, but for the fun part, there is some work to do. I lived also in Udine. They're more like set on the job, the career, you know. So it's cool for find a job, for grow in a career, but for everything else, it's not. What I really love now in Friuli Venezia Giulia, now I lived in Lignano, Sabbiadoro. And I think it's really cool for the young people, for the family, for the oldest people, for the elderly too, because there's a lot of options. The wine, the food, the sea, if you live by the sea, but also the mountains like Dolomiti, best mountains, in the Alps at least. Yeah. And Triestino, best language in the world probably. Trieste has a really high quality of life and it's a precious thing, and we have to work to preserve it as possible. I like the sea. I like the possibility to reach the mountain in an hour. So Trieste has lots of features that make it lovable.
Allora, innanzitutto gli auguri per questo quinto compleanno e speriamo di vederne ancora tanti altri, dopodiché la regione Friuli Venezia Giulia offre tantissimo, una regione in cui si vive bene, si sta bene, non mancano le eccellenze dal punto di vista paesaggistico, dell'enogastronomia, non mancano tutte le sfumature di quello che è l'ambiente, dal mare e dalla montagna. È una regione in cui la qualità della vita e dei servizi è altissima, è una regione a cui non si può oggettivamente chiedere nient'altro, quindi qui si vive bene, si sta bene e vogliamo semplicemente continuare a stare sempre meglio mantenendo questa qualità dei servizi. Thank you for being part of our journey. Thank you for watching Intrias Web TV. We speak your language.